Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, deceduto all'età di 82 anni. È stato lui a scoprire il talento di Diego Armando Maradona, e tra i due c'è sempre stato un rapporto di grande amicizia. A dare l'annuncio della sua scomparsa, il figlio Gianluca, giornalista di Sky Sport, sui social network, che ha scritto: "E adesso potrai finalmente allenarlo, il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto, e non sarò l'unico a non dimenticarti mai." Una gioia particolare e personale, perché io sono legatissimo a Catania di un trionfo di 30 anni fa e di uno spareggio a 3 a Roma che siamo andati in Serie A dopo 23 anni, quindi io sono rimasto sempre tifosissimo del Catania, ho anche casa a Cannizzaro qui a Reggio Castello, pertanto adesso è un calcio più un calcio di business che non un calcio di passione, di romanticismi che purtroppo hanno lasciato il tempo ed è stato sostituiti da quelli che sono gli interessi, però sostanzialmente rimane sempre lo sport più bello del mondo. L'augurio è quello di poter andare subito in Serie A, noi siamo gente rapida, veloce, vogliamo il campionato di Serie B, un anno di assestamento e poi subito in A. Una visita speciale dove, come in ogni partita, che non bisogna mollare mai. A me non è che mi fece una buona impressione, ho visto Piccoletto, così, i capelli così, tracagnotto.
Ma quando andammo al campo, dopo 10 minuti lo feci uscire. Fece 3 magie da rimanere impresse nella memoria per tutta la vita. Con questo aneddoto Gianni Di Marzio racconta il suo primo incontro con il Pibe de Oro appena sedicenne in Argentina nel 1978. Fu proprio Di Marzio, ex allenatore ed ex direttore sportivo, a portare in Italia Diego Armando Maradona. Ci riuscì nel 1984. Nel suo studio campeggia una foto storica scattata insieme quando il campione argentino venne a Padova per un amichevole. Maradona e Gianni Di Marzio rimasero amici e restarono in contatto negli anni. Con lui era un rapporto diverso. Negli anni ci siamo frequentati, lui purtroppo è rimasto prigioniero della sua notorietà, della sua divinità, perché è stato usato come una slot machine. Proprio in questi giorni Di Marzio voleva organizzare un viaggio in Argentina, voleva andare a trovarlo dopo l'intervento di rimozione di un ematoma al cervello. E per me è stato uno shock, perché va via una parte della mia vita. Io onestamente l'ho sempre avuto, non solo diciamo nel mio cuore, ma lo sentivo spesso, cercavo di dargli i suggerimenti giusti. La tristezza per la perdita di un grande patrimonio del calcio, un campione che, dice Di Marzio, è stato spesso usato dagli opportunisti, un condottiero immortale. Maradona è il migliore di tutti i tempi. Maradona è stato solo prigioniero della sua notorietà, è una divinità. Io ho avuto il piacere di farlo conoscere a Napoli. Basterebbe solo questo per spiegare l'impatto che ha avuto un grande conoscitore del calcio come Gianni Di Marzio, che ci lascia a 82 anni e lascia anche nel mondo del calcio un enorme vuoto, una memoria, ma soprattutto l'esempio di una grande passione durata tutta la vita. Il derby Catanzaro-Cosenza è sicuramente speciale per noi, è una partita che sarà sempre nel nostro cuore. Io spero di fare presto la telecronaca di questa partita perché manca all'appello della mia carriera, quindi spero di venire presto per commentare il derby tra Catanzaro e Cosenza. Divertitevi, che sia un bellissimo derby. Ciao da Gianluca E da Gianni. Ciao. Ciao. Thank you.